Benvenuti, oggi è sabato 18 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 17.07. La luna si leva alle 21.50 e cala alle 9.47. Oggi si celebra San Liberata. Il nome Liberata è di origine latina, dal chiaro significato di libera da schiavitù. Oggi 18 gennaio è la giornata internazionale per la sensibilizzazione dell'emiplegia alternante. Si tratta di una malattia genetica rara dello sviluppo neurologico che conta circa 1 migliaio di casi nel mondo, di cui circa 50 in Italia. Con il termine emiplegia si definiscono delle paralisi complete o parziali di una metà del corpo. Queste manifestazioni hanno una frequenza e una durata variabile, che può andare dai pochi minuti ai giorni. La data del 18 gennaio è stata scelta per ricordare il giorno in cui, nel 2012, venne scoperta la principale causa delle mutazioni genetiche, di fondamentale importanza per l'elaborazione del protocollo terapeutico. Auguri all'attore Kevin Costner, che compie 70 anni. Premio Oscar nel 1991 con Balla coi lupi, ha recitato in film di successo come Gli Intoccabili, Robin Hood, Principi dei ladri e Guardia del corpo. Negli ultimi anni ha recitato nella serie TV Yellowstone. Un augurio anche a Fabio Rovazzi, youtuber e cantante che compie 31 anni. Diventato famoso nell'estate del 2016 grazie al singolo Andiamo a comandare. Ne ha pubblicati altri 6 collaborando con Gianni Morandi, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Marrakesh e Gali. Nel 2018 ha condotto, insieme a Pippo Baudo, Sanremo Giovani. Auguri anche a Katia Ricciarelli, che festeggia 79 anni. In qualità di soprano si è esibita nei maggiori teatri del mondo, interpretando opere di Verdi, Rossini, Donizetti e altri. Negli anni 2000 ha affiancato all'attività musicale la carriera di attrice, sia in TV che al cinema. Dopo una lunga relazione col tenore José Carreras, ha sposato Pippo Baudo, da cui si è separata nel 2004. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello VIP. Uno dei più grandi navigatori di tutti i tempi, il capitano inglese James Cook, contribuì alla nascita dell'impero britannico. Il 18 gennaio del 1778 divenne il primo europeo a visitare le isole Hawaii. Cook le chiamò Isole Sandwich in onore del suo armatore, il quarto conte di Sandwich. Il nome attuale deriva dall'isola di Hawaii, che è la più grande dell'arcipelago. Ma sapete che la fisica si trova proprio ovunque, perfino in cucina? Ad esempio, sapevate che il bollitore ha al suo interno una grande resistenza elettrica? Quando si accende il bollitore, nella resistenza passa corrente che la riscalda con rapidità. Il calore viene trasmesso all'acqua affinché il termostato rileva che è stata raggiunta la temperatura di ebollizione e interrompe il contatto elettrico, togliendo la corrente alla resistenza. Buon weekend ai 12. Oggi la Luna in Vergine in opposizione diretta con Venere e Saturno. Cosa vorranno dire gli astri che tra amore e sentimenti esigono analisi e razionalità? Scopriamolo insieme. Ariete, decisamente tutta questa opposizione planetaria gioca su un piano emotivo per voi, dubbi sul costruire o no la possibilità di andare avanti o meno con il partner, la deciderete voi secondo i segnali che la coppia vi rimanderà. Toro,
Questa opposizione e tensione planetaria forse vi fanno presagire che siete riusciti nei vostri intenti e che forse la vostra storia è più solida, più matura, più concreta, vi sentite più partecipe e parte di qualcosa. Continuate così. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede grosse tensioni affettive, probabilmente qualcuno di voi dovrà decidere di abbandonare o di disinvestire in determinati rapporti che forse non danno i risultati sperati. Cancro, la razionale luna in Vergine oggi lascia poco spazio ai sogni. Ci pensano Venere e Saturno però a costruire un futuro di dialogo fatto anche di possibili scelte che coinvolgono un po' tutto l'impianto della vostra relazione, ma anche della vostra logistica e della vostra casa. Discutetene attentamente col partner, col pro, i contro e le possibilità lavorative. Leone, giornata oggi particolarmente intensa. Sarà che vi siete dedicati allo shopping, ma sicuramente oggi è una giornata di spese. Potreste infatti avere qualche esigenza familiare da soddisfare con degli acquisti nuovi. Vergine, una giornata particolarmente alle prese con la tematica sentimentale. È proprio Mercurio che dopo una telefonata, un dialogo, un messaggio vi farà comprendere alcune dinamiche importanti che ritenevate un po' sospese, un po' distanti. Oggi maggiore chiarezza sentimentale. Bilancia, Venere e la Luna oggi litigano e anche Mercurio si rende un po' incomunicativo. Probabilmente non avete avuto i feed che volevate da una relazione o da alcune risposte che non sono arrivate proprio come ve le aspettavate. Pazientate un po', la settimana prossima è un po' migliore. Intanto rilassatevi in questo weekend. Scorpione, oggi è una giornata in cui sia la Luna che Venere, seppur in disaccordo tra di loro, trovano in voi un punto di incontro. Qualcosa sta maturando, le prospettive lavorative si fanno più solide e anche alcuni rapporti stanno diventando qualcosa di più consueto e rutinario. Lavorateci su. Sagittario, oggi sia Luna che Venere sono contro, non è una giornata particolarmente adatta ai sentimenti, probabilmente vi sentite un po' trascurati o posposti dal partner, cercate quindi di riprendervi il vostro spazio e di vivere magari in maniera amicale questo weekend che presuppone una serie di novità e sorprese da parte degli amici. Capricorno, una giornata oggi che prevede proprio Mercurio fare da paciere tra le signore dello zodiaco, tra Venere e la Luna, per cui oggi riprende un dialogo affettivo solido e concreto. Oggi avrete tutte le risposte, per cui se avete rimandato al weekend una serie di questioni e di discussioni sentimentali, oggi le vivrete e le concluderete abbastanza positivamente. Acquario, giornata oggi che vede un po' un'idea di come distribuirvi ed investire nella vostra carriera. Probabilmente è maturato qualcosa e poi siete alle prese con delle nuove proposte o degli allargamenti. Dovete però stare attenti a distribuire bene il tempo. Parlatene con un amico che vi possa dare qualche consiglio. Inoltre in amore state furoreggiando, corteggiatissimi. Pesci, giornata oggi che vede proprio la Venere nei vostri gradi opporsi alla Luna in Vergine in opposizione. Oggi il divario sentimentale è notevole, perché seppure i sentimenti sono a posto, a volte dialetticamente potreste rilevare qualcosa che vi dà un po' fastidio. Esplicatelo. Il 18 gennaio del 2017 alle 16:47 l'hotel Rigopiano viene investito da una valanga che lo seppellisce. Solo 11 persone si salvano, i morti sono 29. Vittime di leggerezze nella realizzazione dell'opera, ma anche dei ritardi nei soccorsi dovuti a carenze organizzative e incomprensioni. Fare il portoghese. Questo modo di dire significa entrare senza pagare il biglietto di uno spettacolo o di un evento. Ma perché si dice così? L'origine di questa espressione risale al XVIII secolo, quando il re del Portogallo era uno dei più ricchi e potenti d'Europa. Per dimostrare la sua magnificenza, il sovrano portoghese offriva ai suoi sudditi il privilegio di partecipare gratuitamente a tutte le feste che si tenevano a Roma, bastava dire di essere portoghesi.
Molti romani però approfittarono di questa occasione e si spacciarono per portoghesi, entrando senza pagare nei teatri e nei locali. Da allora chi cerca di scroccare un servizio, di evitare un pagamento, viene chiamato portoghese. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il pioniere Eugene Barton Elai, considerato il primo aviatore navale. Il giovane Elai, privo di qualsiasi esperienza, si offrì di guidare un piccolo biplano. Dopo prese il brevetto di pilota e si distinse in esibizioni sempre più ardite. Fu il primo uomo a effettuare un decollo da una nave militare e il 18 gennaio 1911 atterrò con successo su una piattaforma improvvisata. Morì nell'ottobre dello stesso anno durante l'ennesima spericolata esibizione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Luis Sepúlveda diceva: nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali. Vi auguro di avere il coraggio di rincorrere sempre i vostri sogni e vi invito al nostro appuntamento di domani sempre su questi schermi. A domani! Buona giornata dalla vostra Martina.